Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura l'arresto di Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara, sospettato di aver fornito cure mediche a Matteo Messina Denaro durante il periodo in cui era latitante. Tumbarello è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falsificazione ideologica. E intanto resta dietro le sbarre Andrea Bonafede, il geometra accusato di aver prestato l'identità al capomafia. A confermare la sua permanenza in carcere è stato il Tribunale del Riesame, che ha respinto il ricorso presentato dalla difesa dell'indagato. È durata oltre 3 ore l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Enna Giuseppe Noto di Laura Di Dio, la 32enne accusata di aver ucciso sabato scorso a Pietraperzia nell'Ennese la suocera Margherita Margani di 62 anni con un coltello e una forbice. La donna ha ribadito che si sarebbe difesa dall'aggressione della suocera e ci sarebbe stata una colluttazione. Il giudice valuterà la richiesta dell'avvocato della Di Dio, Salvatore Timpanaro, che ha chiesto i domiciliari per la donna, che è mamma di una bimba di 5 anni. I carabinieri della compagnia di Messina Centro hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere per un ragazzo di 20 anni incensurato originario di Messina per i reati di tentato omicidio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ciò a seguito di un ferimento con arma da taglio nei confronti di un 22enne avvenuto nella nottata di domenica 29 gennaio nella discoteca ex Pirelli di Villafranca Tirrena. L'indagato avrebbe raggiunto il tavolo del privé dove si trovava la vittima e l'avrebbe colpito improvvisamente. Il ventenne avrebbe sferrato un fendente alla gola della vittima per futili motivi. Ammonta a 133,5 milioni di euro il bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana approvato a Sala d'Ercole con una riduzione per cassa e competenza di mezzo milione di euro rispetto all'anno scorso. In tal modo l'Assemblea, nel rispetto delle sue prerogative costituzionali, dà attuazione all'accordo Stato-Regione del 14 gennaio 2021 che tra le misure di contenimento della spesa previste include anche la progressiva riduzione dei trasferimenti all'ARS, si legge nella relazione al bilancio del Collegio dei Questori. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20.